Amici sportivi, benvenuti all'appuntamento domenicale con Studio Sport. Ringrazio i nostri tecnici, Alessandro Bertolazzo, Maria Damo, per la parte tecnica. Partiamo subito con il campionato di Serie A che ha visto nella giornata di ieri 3 anticipi. La Juventus non ha fallito l'appuntamento con la vittoria contro un ostico Empoli che si è addirittura portato in vantaggio a sorpresa nel primo tempo con Caputo, mettendo in difficoltà la formazione juventina. I campioni d'Italia hanno reagito da grande squadra, capovolgendo il risultato nella ripresa grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che ha regalato i 3 punti alla formazione di Max Allegri. Intanto Atalanta Superstar contro il Parma che ha regolato con un secco 3-0. La formazione di mister Gasperini non poteva più fallire allo stadio Azzurri d'Italia davanti al proprio pubblico. Una vittoria scacciacrisi che proietta a questo punto i nerazzurri in una zona di classifica più tranquilla e più congeniale. La formazione atalantina in vantaggio nel secondo tempo su autorete di Gagliolo, poi di Palomino e Mancini, i gol che hanno fissato il risultato finale. Si dividono la posta in palio invece Torino e Fiorentina, forse un pari che scontenta tutti. Vantaggio viola in apertura di gara con Benassi. Il pari Granata 11 minuti più tardi grazie all'autorete di Lafont. Ma possiamo far partire a questo punto il servizio curato dalla redazione sportiva. Analizziamo le partite di questo pomeriggio nel derby emiliano, scintille tra il Sassuolo e il Bologna, in vantaggio per i primi Felsini in apertura di partita al secondo minuto con Palacio, in una gara tirata e molto sentita qual è il derby, arriva poi la reazione del Sassuolo che pareggia al 17° minuto del primo tempo con Marlon. Nella ripresa ancora Bologna in vantaggio grazie alla rete realizzata da Mbaye, al 39° arriva poi il pari per il 2-2 finale su calcio di rigore trasformato con freddezza da Boateng. A Ferrara colpo grosso del Frosinone che sbanca tutto annientando la Spal con un secco 3-0, forse inatteso. Al 40° sblocca Cibasa, raddoppio di Ciano nella ripresa al 53° e poi Pinamonti all'89° fissa il risultato per una vittoria che dà morale alla formazione neopromossa. Al Ferraris di Genova finisce 2-2 tra Genoa e Udinese
e Romulo per i Grifoni che sblocca il risultato nel primo tempo al 32esimo. Nella ripresa pareggio di Lasagna al 65esimo e 2 minuti più tardi Genoa nuovamente in vantaggio con Romeo prima del definitivo pareggio che viene realizzato al 70esimo dalla rete di De Paul. Al Sardegna Arena il Cagliari ottiene 3 punti davvero importanti in chiave salvezza, liquidando il Chievo Verona di Giampiero Ventura per 2-1 grazie alla rete realizzata al 15esimo del primo tempo da Pavoletti, sempre il goleador rosso-blu, e il raddoppio al 59esimo della ripresa dall'ex Livense Castro. Solo nel finale, al 79esimo, arriva il gol di Stepinski che fissa il risultato comunque a favore dei rossoblu cagliaritani, che a questo punto si portano in una zona molto tranquilla della classifica. A questo punto dovrebbe essere pronto, mi segnala l'assistente in studio, il servizio inerente a queste partite, per cui la linea che può andare alla regia.
Siamo giunti al termine di questa puntata odierna domenicale, naturalmente per quanto riguarda lo sport. Vi do appuntamento a domani, intanto alle 13.30 con l'informazione, la prima edizione, e poi chiaramente con il programma sportivo che andrà in onda domani sera a partire dalle 21. Grazie a tutti per la cortese attenzione, da Renato Scano a tutti voi la più cordiale buonanotte.